Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Chiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Chiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Chiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. In questo numero Massimo Mian racconta la sua prima volta al Nereo Rocco. Il Salute prepara la sfida alla capolista nel campionato di promozione. La Giulia 90 per continuare a volare in prima categoria. Rimpianti e polemiche al termine del match clou di seconda categoria tra Pramaggiore e Ponte Crepaldo. Il sindacale sfiora l'impresa con il Treporti. Solamente la neve ed il gelo sono riusciti nell'impresa di fermare il Mestre. Contro il Montebelluna non è stato possibile giocare e arancioni dunque fermi al palo per questa settimana, mentre alle loro spalle per l'ennesima volta la più diretta concorrente è incappata in un passo falso. La triestina infatti è stata sconfitta al Rocco dal sorprendente Cordenos di mister Massimo Mian. Potrebbe essere questo il definitivo colpo al campionato per quel che riguarda la promozione diretta, sebbene la strada sia molto lunga e nessuno ancora abbia alzato bandiera bianca, compreso il Campo d'Arsego, che adesso è ritornato a far sentire il fiato sul collo agli alabardati a 8 punti dalla vetta, dopo aver espugnato Belluno. Quella del piccolo Cordenos, che vince sul campo di un club glorioso che ha scritto la storia del calcio italiano, è stata comunque quasi una pagina da libro cuore, anche se in realtà non è altro che un continuo processo di crescita che ha portato adesso il Granata a potersi concedere il lusso di guardare oltre il solo obiettivo della salvezza. Un po' di libro cuore c'è, nel senso che la cosa interessante e stimolante è stata vedere le facce del presidente, di suo figlio, delle persone che hanno fatto il Cordenons Calcio in questi anni, ed è stata un'emozione per noi vedere la gioia nei loro visi. Poi
Ovvio che è stata una vittoria importante perché ottenuta in uno stadio da Serie A contro una squadra che deve punta perlomeno a vincere il campionato, quindi per noi è stata una grande gioia, anche perché è stata ottenuta giocando, essendo organizzati. Era ovvio che la partita la dovevano fare un po' più loro sotto l'aspetto del possesso palla, ma insomma sapevamo come si sarebbero presentati, come avrebbero giocato. Noi eravamo organizzati, abbiamo rischiato in modo pericoloso, diciamo così, in un paio di occasioni solamente, poi c'è stato più predominio da parte loro, però noi abbiamo avuto 4-5 ripartenze sia nel primo tempo che nel secondo tempo in cui potevamo fare male già prima, abbiamo gestito non in modo lucidissimo alcuni palloni, e poi vabbè, il gol è arrivato all'ultimo, il primo minuto di recupero, quindi per tanti c'è questa cosa che la vittoria che arriva all'ultimo è più bella, no? Per me, che sono più pragmatico, la vittoria che arriva all'ultimo, al penultimo, a metà, insomma, una vittoria è una vittoria, quindi è uguale. Una vittoria che è venuta anche a riscattare quello che era stato lo scivolone interno con il Belluno. Sì, nella partita precedente non avevamo fatto benissimo sotto l'aspetto più che altro dell'approccio. Sai, io alleno un gruppo di ragazzi meravigliosi ma molto giovani, e quindi finire il girone di andata a 24 punti può aver fatto pensare a qualcuno, beh, non serve più che ci impegniamo così tanto, come dire, mentre il calcio insegna che tu devi affrontare tutte le partite con la determinazione giusta, e anche ci insegna a noi che se abbiamo fatto 24 punti nel girone di andata è perché abbiamo sempre messo tutte le nostre qualità, sia tecniche ma soprattutto di compattezza, di organizzazione, di amalgama, di voglia, quindi questo spero che sia chiaro adesso nel cervello dei miei giocatori. Ecco, hai parlato di voglia, e allora c'è la voglia anche di fare magari un brutto scherzo al Mestre che affronta l'Ete domenica prossima? Ma noi abbiamo voglia di fare scherzi a tutti quanti, sinceramente. Spero che, anzi sono convinto che la vittoria di domenica a Rocco abbia creato ancora più consapevolezza nei miei ragazzi, e poi non vogliamo fare scherzi al Mestre, vogliamo semplicemente fare una partita e cercare di guadagnare ancora dei punti che ci avvicinano al nostro obiettivo, che è quello di salvarsi. Quindi come i 3 punti di domenica sono stati importanti, ma non solo perché abbiamo vinto a Rocco, perché abbiamo fatto 3 punti che ci hanno portato a 27 e siamo un po' più vicini all'obiettivo. Adesso domenica sappiamo che affrontiamo una squadra molto importante, con una rosa ampia, con un allenatore molto bravo. Come forse ti avevo detto già un'altra volta, in tutte le partite che abbiamo affrontato noi il Mestre è stata la squadra che a me è piaciuta di più, perché ricerca il gioco del calcio, cioè non ricerca esclusivamente il risultato, ma ricerca il risultato attraverso costruzione, gioco, e penso che questa cosa paghi. Però noi vogliamo arrivare prima possibile al traguardo. Beh, ma oggettivamente adesso di punti non ne avete più 24, ne avete 27, e si può anche forse guardare a qualcosa in più. Ma gli obiettivi si cambiano raggiungendo il primo, e poi quindi puoi spostare l'asticella più in alto. Per il momento il nostro obiettivo è la salvezza diretta. Prima ci arriviamo, meglio è per tutti, perché si lavora più sereni, e quindi poi possiamo spostare eventualmente l'asticella, ma per ora l'asta è la quota salvezza fine.
Dall'eccellenza alla prima categoria invece non si è giocato. Il Gelo ha consigliato a ragione il Comitato Regionale Veneto di sospendere i campionati, disponendo il recupero in data 19 febbraio, lasciando poi alle singole delegazioni locali la decisione di disputare o meno le partite del torneo di seconda categoria, che nel Veneto orientale hanno avuto luogo. Si riprenderà regolarmente domenica con gli incontri della 18ª giornata. In eccellenza ormai l'interesse in ottica promozione è tutto concentrato sul testa a testa tra Union San Giorgio Sedico e Liventina. I trevigiani hanno progressivamente rosicchiato lo svantaggio accumulato nelle prime giornate di campionato e sono pronti a sfruttare ogni minimo passo falso della prima della classe per compiere l'operazione sorpasso. Domenica i bellunesi ospitano il Saonara Villatora, mentre la Liventina l'Union Pro. In calendario anche un gustoso scontro diretto tra Sandona e Nervesa, le più dirette inseguitrici del tandem di testa. Alle loro spalle cercherà di approfittarne il Lia Piave, ospite di un Martellago, sempre invischiato in zona play-out. In promozione impegno sulla carta facile per il Portogruaro che ospita la Cenerentola Plavis, anche se è pur vero che i Granata hanno lasciato per strada punti pesanti proprio con le formazioni di bassa classifica che notoriamente si presentano davanti ai portoguaresi con un atteggiamento sparagnino. Partita che quindi deve segnare un cambio di passo per i ragazzi di Mister Maggio, essenziale se si vuole puntare in alto. La Fossaltesi invece affronta sul campo amico la Vazzolese in una partita di un certo equilibrio, 3 punti in palio per consolidare la posizione di centroclassifica ed ipotecare la salvezza. Il match clou della giornata si gioca alla Salute. In riva a Livenza scende la capolista Vittorio Veneto. I liventini, reduci da 2 sconfitte consecutive contro le ultime della classe, intendono riscattarsi, anche se mister Vladimiro Carraro avrà ancora molti problemi di formazione. Sì, innanzitutto sono d'accordo sulla scelta che è stata fatta da parte della federazione, perché comunque tutt'oggi vediamo ancora il nostro campo di gioco e anche il campo di allenamento, è vero che sono al limite della praticabilità perché per via del ghiaccio, del gelo ci sono delle difficoltà oggettive, quindi avallo in pieno la scelta che è stata fatta dalla federazione. Detto questo, posso dire anche che in questo momento in cui a livello numerico di organico siamo un po' in sofferenza, in difficoltà, sicuramente questa pausa ci dà la possibilità di lavorare con più serenità e di recuperare magari qualcuno che non è ancora al meglio. Ecco, a proposito di recuperare qualcuno che non è ancora al meglio, domenica arriva la capolista, la affronterete come? Spero che i ragazzi riescano a affrontare questa partita innanzitutto con serenità, con tranquillità mentale, essendo consapevoli che comunque noi se stiamo bene possiamo giocarcela con tutti, soprattutto le partite in casa hanno dimostrato questo, i risultati che abbiamo ottenuto, quindi chiederò alla squadra sicuramente di affrontare la partita determinata, con la voglia di ottenere un risultato importante, però allo stesso tempo con tranquillità e serenità. Siamo consapevoli che verrà qui a giocare una buonissima squadra. Io reputo che il Vittorio Veneto sia una squadra molto attrezzata, con una buona qualità e sicuramente una delle pretendenti alla vittoria del campionato. Bravo ha tolto il gesso, altri possibili recuperi ci sono? Ceolotto e Giordano, che vengono da 2 infortuni abbastanza lunghi, uno aveva un problema muscolare, l'altro un problema di pubalgia, sono pienamente recuperati, quindi loro 2 sicuramente saranno a disposizione. Per quanto riguarda Bravo, valuteremo in settimana, ha tolto il gesso, si sta allenando con noi, però non vorrei forzare troppo i tempi, sentiremo anche il fisioterapista e il medico cosa ci consiglieranno di fare, spero di poterlo avere anche lui. Per quanto riguarda Cimeri Cesso, credo che per questa partita non potranno essere disponibili, però siamo fiduciosi che in breve tempo di poterli recuperare. Ecco, avevamo visto nelle ultime 2 partite una certa sterilità offensiva, avete lavorato da questo punto di vista? Stiamo lavorando,
e ci lavoreremo ancora. Io non mi fascerei troppo la testa, sarei molto più preoccupato del fatto di non creare delle occasioni, di subire sempre gli avversari. Invece il fatto comunque ogni partita di riuscire a sviluppare gioco, di riuscire a mettere in difficoltà attraverso il gioco gli avversari e di creare delle situazioni importanti e più di qualche palla gol, questo mi rende sicuramente felice. Cercheremo di lavorare per essere più concreti e riuscire a finalizzare al meglio il gioco che creiamo. Sicuramente i campi in questo momento non ci stanno dando una mano per poter fare questo, però è uno dei nostri obiettivi dove migliorare, insomma, ecco. Ecco, poi diciamo insomma che avete sofferto magari con le squadre che si chiudevano. Vittorio Veneto non verrà sicuramente qui a chiudersi, a fare le barricate, vi lascerà giocare. Sì, le squadre che abbiamo trovato, che ci hanno affrontato in modo molto rispettoso, considerando la nostra forza, e questo mi fa anche molto piacere, perché vuol dire quindi che noi stiamo dando un bel segnale al campionato. Se troviamo delle squadre che ci rispettano, si chiudono, ci temono e si difendono contro di noi, questo sicuramente è un segnale che ci fa piacere. Probabilmente non siamo pronti, maturi come squadra, come personalità, nell'affrontare questo tipo di partita, perché ci vuole anche un po' di esperienza e anche un po' di carisma per riuscire ad avere la tranquillità, la lucidità per affrontare questi tipi di partite. Però io credo che i ragazzi possano maturare anche da questo punto di vista e fare anche contro questo tipo di risultati e contro questo tipo di squadre delle buone prestazioni. Per quanto riguarda il Vittorio, ce la giochiamo a viso aperto. Sono molto fiducioso, spero di vedere una bella partita, spero di vedere anche un buon risultato. Sono una buona squadra, però la affronteremo al meglio. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione in abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto.
E in prima categoria gli occhi sono puntati tutti su un incontro che vedrà la capolista Noventa ospitare la Giulia Sagittaria. I primi della classe sono un rullo compressore, ma i concordiesi sono reduci da una serie di 5 vittorie consecutive. Ultima in ordine di tempo quella di Caorle, che ha galvanizzato l'intero ambiente e che adesso è ritornato a sperare anche in un possibile aggancio alla zona playoff. Diciamo che dopo 5 vittorie consecutive la squadra sta bene, eravamo in forma ed è un po' peccato questa sosta forzata. Di partite facili non ce ne sono mai, dunque non è che domenica affrontavamo una squadra sicuramente facile. Era difficilissima anche domenica, sarà ancora più dura domenica che andremo in casa della prima in classifica, che se lo merita visto che quello che stanno facendo e dimostrando, di conseguenza sarà un bellissimo test. Diciamo che il Noventa non lo scopro io, il Noventa è una squadra forte su tutti i reparti, con un ottimo allenatore e con degli ottimi giocatori, di conseguenza penso si meritino la prima posizione in classifica. Dal canto nostro siamo pronti per affrontarli, ci arriviamo con lo spirito giusto, con appunto 5 vittorie di fila che fanno morale e consapevolezza dei propri mezzi. Andiamo a giocarcela, ce la vogliamo giocare, vogliamo capire quali sono le nostre possibilità, le nostre prospettive da qui alla fine del campionato, cercare di capire che distanza e che divario c'è tra noi e loro, e domenica sicuramente ne sapremo di più. Questo con il massimo rispetto, paura di nessuno, ma rispetto tanto, questo sì. Domenica sarà la migliore formazione possibile? C'è qualche problema di infermeria? Sì, abbiamo qualche infortunato e qualche ammalato, spero di recuperare almeno gli ammalati, gli infortunati non lo so, decideremo all'ultimo. Qualche ammalato spero di recuperarlo, ma sono i mali di stagione, dunque non mi piango addosso, la panchina è lunga, di conseguenza se qualcuno non c'è giocherà qualcun altro, in 11 ci siamo sicuri. Singolare, insomma, pensare che qualche settimana fa la palla non entrava neanche a volerla, che ne so, spingere in tutti i modi, e adesso invece la via della rete viene trovata con una certa frequenza. Che cosa è successo magari nella testa dei ragazzi, forse? Sì, hai centrato l'obiettivo, la testa dei ragazzi che sicuramente non erano tranquilli nel periodo in cui le cose non giravano come dovevano girare e non concretizzavamo niente di quello che riuscivamo a creare, visto la mole di gioco e le occasioni. È scattato qualcosa nella loro testa, adesso le cose difficili prima diventano facili adesso e riusciamo a concretizzare una buona mole del lavoro che facciamo, dunque merito ai ragazzi, un plauso ai ragazzi perché ce la stanno veramente mettendo tutta e si stanno impegnando veramente alla morte per riuscire a dare il meglio di loro stessi. Sono molto molto soddisfatto dell'impegno loro e comunque di tutta la società, perché comunque non ci hanno mai abbandonato nei momenti più critici. Bravi tutti veramente. Queste 5 vittorie ci hanno fatto fare un bel salto in avanti. Non ci poniamo limiti, noi vogliamo fare tutto quello che è in nostro possesso per riuscire ad arrivare nel miglior posto possibile questo campionato. Adesso è ancora presto, mancano ancora 14 partite, è lungo il campionato e ogni partita ha la sua storia. Di certo noi vogliamo agganciare i primi 5 posti e riuscire a starci fino alla fine, questo sì. Il Caorle invece non gode di un gran momento di forma, la sconfitta nel derby con la Giulia ha fatto precipitare i rossoblù ai margini della zona playoff. Domenica arriva archigiato lo Zero Branco alla ricerca disperata dei punti necessari per cercare di emergere dalla zona playout, che invece vorrebbe ancora agganciare il Lugugnana. La situazione dei Granata portoguaresi è però pressoché disperata e solamente un miracolo potrebbe evitarne la retrocessione in seconda categoria. Domenica scenderanno in quel di Sant'Elena, probabilmente l'ultima spiaggia. Con questi ingredienti dunque l'interesse per il calcio giocato è stato tutto per la seconda categoria, dove si sono regolarmente disputate 6 delle 8 gare in programma. Nelle zone alte della classifica, sconfitta casalinga a sorpresa del Sandonà con lo Jesolo, che lascia i sandonatesi un punto sotto la zona playoff. A Pramaggiore è andato in scena il match clou della giornata. I Bleugrana hanno ospitato il Ponte Crepaldo. È finita in parità, 1-1 tra polemiche e rimpianti, che lascia la classifica inalterata. Allora diciamo che comunque sia, buonasera a tutti innanzitutto, il pareggio lascia l'amaro in bocca perché comunque abbiamo buttato gli ultimi 20 minuti dove eravamo in superiorità numerica di 2 uomini e non siamo riusciti comunque sia a portare a casa un risultato che poteva essere alla nostra portata, senza nulla togliere che comunque sono una grandissima squadra loro e sicuramente diranno più di qualcosa in questo campionato. Beh, voi avevate anche la partita in mano, è stato un rigore forse anche ingenuo.
Ma il rigore sicuramente è stato ingenuo, anche perché io dico sempre che un giocatore spalle alla porta non è mai pericoloso quanto uno che vede la porta dritto per dritto. Di conseguenza abbiamo fatto la classica, permettete il termine, pollastrata noi, dobbiamo accettarlo per quello che è e prendiamo questo risultato che va benissimo così. Fino a quando eravamo in 10 contro 11 il Ponte Crepaldo ha giocato un'ottima gara e sicuramente dimostrava di tenere meglio il campo rispetto che noi. Dopodiché ovviamente quando loro sono rimasti in 8 e noi in 10, lì purtroppo per loro sono stati penalizzati di più e di conseguenza noi siamo riusciti a prendere campo ma non a essere pericolosi come dovevamo esserlo. Ti sei dato una spiegazione sul fatto, una questione così di mancanza di cattiveria sotto porta? Ma non è tanto la mancanza di cattiveria sotto porta, noi siamo comunque sia una squadra abbastanza giovane, di conseguenza queste cose ci devono servire per maturare e per crescere e con questo continueremo ad andare avanti. Eccoci con Franceschetto Cristiano, DS del Ponte Crepaldo, subito dopo la partita che ha visto pareggiare 1-1 in quel di Pramaggiore. Beh, insomma, per come si erano messe le cose, visto la doppia inferiorità numerica, un punto che sicuramente hai guadagnato. Sì, esattamente un punto guadagnato, la partita non è stata una bella partita, è stata una partita molto spigolosa e sul piano del gioco abbiamo visto ben poco, siamo riusciti a raddrizzare la partita con una giocata del nostro attaccante Amadio sul quale è stato commesso un fallo da rigore, l'abbiamo pareggiata su rigore, è una partita difficilissima e che credo abbiamo portato a casa, è un punto guadagnato, la squadra ha dimostrato un grandissimo carattere. Diverse espulsioni, diverse decisioni che vi hanno lasciato un po' perplessi, possiamo dire. Ma questo l'hanno visto tutti, insomma siamo partiti già dal primo tempo che sinceramente l'utilizzo dei cartellini un po' così, non all'altezza della partita, direi. Poi non andiamo a parlare del direttore di gara perché non mi piace parlare degli arbitri, sicuramente faticano che loro tenere una partita così, preferirei aver avuto un direttore di gara non di Portogruaro o di San Donato. Un pareggio, insomma, abbiamo detto che comunque lascia inalterate le distanze al vertice della classifica, insomma ci sarà tempo per voi per cercare di risalire la china. Sì, certamente noi non molliamo e l'obiettivo adesso non ci possiamo più nascondere, resta quello di cercare di essere protagonisti, di concentrarci per procurarci il nostro posto al sole, cioè la prima posizione, però insomma, non è facile perché il Pramaggiore ha dimostrato di essere una squadra quadrata, ben disposta in campo e con un potenziale offensivo notevole. Delle formazioni di testa il Treporti era ospite del sindacale, non si è andati oltre il risultato ad occhiali e ai lagunari è andata decisamente bene, visto e considerato che hanno affrontato il match per gran parte del tempo in doppia inferiorità numerica e che i concordiesi hanno fallito anche il rigore della vittoria. Ma impressioni positive, perché se devo pensare a come a una settimana fa venivamo da una sconfitta pesantissima, opera nostra è anche il pareggio di oggi. Oggi abbiamo messo in difficoltà 9 o 11 che fossero, perché è inutile che ci attacchiamo alle espulsioni, anche in 11 abbiamo giocato solo noi, la seconda in classifica. E purtroppo il difetto di questa squadra è di essere poco cattiva, di avere poca personalità e a volte, spesso, e lo sanno probabilmente gli avversari, si fa trascinare nel nervosismo generale, quindi perdono lucidità. Infatti abbiamo giocato 90 minuti nella metà campo avversaria, però non c'è la cattiveria quando si tratta di fare l'ultimo passaggio, di fare il movimento per fare il gol. Questo è quello che oggi posso rimproverare. Per il resto la squadra ha fatto la sua più che buona partita contro la seconda classifica, una delle migliori squadre del campionato. Quindi insomma ripartire dalla prestazione per arrivare magari a una migliore qualità a livello di in zona gol. Ma a parte non tanto zona gol, proprio la personalità, la cattiveria, la padronanza delle proprie possibilità, perché la squadra ne ha di possibilità. Ripartire dalle prestazioni. Oggi volevamo fare il risultato perché a 11 contro 11 eravamo convinti di farlo e lo meritavamo fino anche quando eravamo in 11, quindi non c'è poco da recriminare. Le munizioni secondo me c'erano tutte, perché o ci buttavano giù o andavamo in porta, e quindi le 4 munizioni ci stavano tutte, però così è, questo è il calcio, insomma.
Dopo una partita così posso essere solo orgoglioso dei miei ragazzi, hanno lottato in 9 contro 11 e forse qualcosina in più di 11. Cosa si può dire? Una partita, abbiamo solo pensato a difenderci per cercare di portare a casa il risultato e magari anche qualcosina in più. Ripeto, sono troppo orgoglioso di questi ragazzi perché hanno fatto una partita da leoni senza mai mollare un pallone, 9 contro 11 per tutto l'andamento della partita. Questo grande merito, il merito è tutto dei ragazzi. Purtroppo noi non possiamo aver sviluppato qualcos'altro perché indipendentemente dal campo ma anche dall'inferiorità numerica più di tanto non potevo pretendere. Quindi insomma una prestazione di cuore che sicuramente renderà soddisfatta lei, la dirigenza e comunque quindi più un punto guadagnato e non 2 persi nonostante insomma il divario in classifica è un punto che può permettere alla squadra di ripartire per insomma un campionato di sicuro di primo ordine già dalla prossima settimana. Sì, hai ragione e ti dico anche di più, a caldo così la considero anche più di una vittoria perché certe partite quando si gioca contro degli eventi, campo, arbitro, avversari, riesce a portare a casa un risultato del genere, di questo tipo, vale più di una vittoria.